Negli ultimi 10 anni i divorzi sono quasi raddoppiati. Il dato è relativo alla provincia di Padova ed è contenuto in uno studio dell'Adico, l'Associazione dei Consumatori, secondo cui la crescita dei divorzi è stata appunto del 66,6% dal 2012 allo scorso anno, il 2021, che nel Padovano si è chiuso con 1077 nuovi separati. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 14 marzo 2022. La prima notizia del giorno riguarda il divorzio, un fenomeno in aumento nella provincia di Padova, ma non solo. Sulle pagine del Mattino di Padova di oggi una tabella con i dati comune per comune con il confronto tra il 2012 e il 2021. Nella classifica padovana a guidare la lista con il record per quanto riguarda l'aumento dei divorzi è il comune di Cartura, che nel 2012 vedeva soltanto 38 coppie divorziate, nel 2021 136, con una crescita quindi del 257,89%. In fondo alla classifica invece, con il minore aumento, anzi una riduzione di divorzi, il comune di Azergrande, dove si passa da 80 divorzi nel 2012 a 64 nel 2021, meno 20%. Il comune di Padova, il comune capoluogo, un po' sotto la media provinciale, da 5.798 divorzi nel 2012 agli 8.576 dello scorso anno, una crescita quindi poco inferiore al 50%, contro appunto una media provinciale che vede i divorzi in aumento del 66%, ripeto. Calano, e questo è interessante, le divisioni, le separazioni degli over 50, anche se il record di divorzi è proprio tra i 56enni. Quindi insomma si divorzia di più con l'aumentare dell'età, e ci sono anche dei dati relativi all'area dei super over, quindi 8 divorziati tra i 92 anni lo scorso anno, 30 tra i 93 e 94 anni e 4 tra i 95 anni, ma ci sono anche 2 divorziati che hanno 97 e 99 anni. C'è poi un'analisi relativa al lockdown. Il presidente di Adico, Carlo Garofolini, dice che durante il Covid sono stati sottolineati contrasti, dissapori e problemi che c'erano già, ma la normalità non li evidenziava, quindi in qualche caso ci si saranno messi pure i social e l'implosione è servita. Questo è il commento del presidente di Adico. Le nostre sono considerazioni che nascono dall'esperienza diretta dello sportello che la nostra associazione riserva proprio ai divorzi e alle separazioni brevi. Un dato in conclusione che va letto anche con una prospettiva storica, quindi facendo un ulteriore passo indietro. Nel 2002 nella provincia di Padova erano meno di 10.000 i divorzi e sono poi aumentati di circa 1 migliaio all'anno fino al 2015. Poi la progressione ha cominciato ad essere più rapida e appunto oggi parliamo di 30.000 divorzi nel 2021, una crescita quindi nell'arco di 20 anni del 227%. Ma voltiamo pagina, passiamo alla seconda notizia del giorno che riguarda invece il Covid. Si torna a parlare di pandemia, non si è mai smesso a dire la verità, ma la notizia di oggi riguarda una possibile ripresa della diffusione del coronavirus in Veneto, e sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI abbiamo il parere, l'opinione di Giovanni Sebastiani, ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR, un matematico che avverte: il quadro è compatibile con una nuova mutazione, è importante invertire la tendenza subito, ma
precisa, non si tratta dell'inizio della quinta ondata. In ogni caso si torna a discutere e ipotizzare un rinvio della fine della stretta, e appunto Sebastiani a suggerire cautela, dire la fine della stretta andrebbe rimandata. Attualmente sappiamo che è previsto un cronoprogramma a partire dal 1° aprile. Il 31 marzo scade lo stato di emergenza, poi dal 1° aprile quindi non ci saranno più le zone a colori, rimarrà soltanto la zona rossa. Il CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico, concluderà la propria missione, le proprie riunioni. Partiranno i nuovi accordi per lo smart working, quindi per il lavoro a distanza. Salta la quarantena nelle scuole, stop all'uso delle mascherine FFP2, stop ovviamente anche agli obblighi del Green Pass nei bar e ristoranti all'aperto, nei luoghi dove si pratica sport, le piscine, le palestre. Per quelli al chiuso invece dovrebbero durare questi obblighi per qualche settimana ancora dopo la fine dello stato di emergenza, ma su questo naturalmente deve esserci una decisione da parte del governo. Ci sarà ancora l'obbligo di mascherine al chiuso e attualmente è in discussione la proroga per l'utilizzo dell'FFP2 durante gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. C'è il tema degli stadi, tornano al 100%, all'aperto ovviamente, al chiuso al 65%, stop al Super Green Pass sui mezzi di trasporto, sia per il trasporto pubblico che per quelli a lunga percorrenza, e il 15 giugno la data di arrivo di questo percorso che ci porta fuori dalla gestione d'emergenza della pandemia da coronavirus. Quindi il 15 giugno stop al Green Pass per i lavoratori, stop all'obbligo vaccinale per gli over 50 che comunque nel frattempo in larga parte si sono vaccinati. Ma ecco appunto la notizia di oggi è che un tecnico, in questo caso un matematico, Sebastiani del CNR, mette in allerta e parla di un peggioramento che si vede chiaramente dall'andamento delle curve, e quindi, vista la risalita dei contagi, sarebbe opportuno attendere una nuova inversione di tendenza prima di allentare le misure. Questa l'opinione, il parere di Sebastiani. C'è il tema ovviamente della pressione sugli ospedali che, dice sempre il matematico, il primo impatto della ripresa delle infezioni si vedrà tra qualche giorno, con un aumento dell'occupazione dei posti letto. Le province più interessate dalla risalita dei contagi sono Venezia, Treviso, Padova e Vicenza, circa 590 casi ogni 100.000 abitanti, un aumento dei contagi nell'ultima settimana pari al 20% in più rispetto ai giorni precedenti. Solo a Belluno invece si registra una seppur minima diminuzione dei casi, che comunque è preludio a un nuovo aumento, dice sempre Sebastiani. E poi ci sono tutta una serie di critiche anche rispetto alle scelte del governo da parte del ricercatore dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR. Ma noi voltiamo pagina, parliamo della emergenza legata alla guerra in Ucraina e in particolare l'accoglienza dei profughi qui a nord-est. Tra le tante notizie che occupano le pagine dei quotidiani locali di oggi, ve ne propongo una, riguarda una villa nel comune di Stra, che era una delle case della Mala del Brenta, la mafia di Felice Maniero. Si trattava in particolare del rifugio di Andrea Batacchi, un pezzo da 90 appunto di quella organizzazione criminale di stampo mafioso che fu appunto la Mala del Brenta. L'edificio è stato confiscato, adesso è del comune di Stra e verrà utilizzato, questa è la notizia, per ospitare i profughi dall'Ucraina. Era utilizzato dalla Protezione Civile e da varie associazioni, sappiamo
bene che i beni confiscati alla criminalità organizzata vengono restituiti alla comunità e possono essere utilizzati per attività di valore sociale, quindi appunto in questo caso c'erano la protezione civile e diverse associazioni, tra le quali il Lions Club della Riviera del Brenta, la scuola di musica Il Pentagramma, una Onlus, l'associazione Grido. Tutte queste associazioni sono state sentite, hanno dialogato con il comune dopo la richiesta del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che nella ricognizione tra i vari comuni che appunto hanno nel loro territorio la presenza di immobili di questo tipo, quindi confiscati alla criminalità organizzata, ebbene era stata individuata anche questa. Le associazioni e la protezione civile hanno dato l'ok. Lo racconta il sindaco di Stra sulle pagine del Gazzettino di oggi, un articolo di Sara Zanferrari. Le associazioni hanno risposto positivamente, così la sindaca di Stra, Caterina Cacciavillani, che racconta anche che queste associazioni anzi hanno offerto supporto all'accoglienza dei profughi, quindi offrendo alimenti, vestiario e anche supporto logistico. Addirittura l'associazione Il Pentagramma metterà a disposizione il materiale, pianoforti compresi. Insomma, una bella storia di accoglienza. Bello anche che i beni confiscati alle mafie vengano utilizzati in questo caso per far fronte a quella che è un'emergenza umanitaria. Come ho già avuto modo di dire nelle scorse puntate di questo podcast, sarebbe bello che la grande macchina per l'accoglienza che si sta mobilitando in questi giorni per i profughi ucraini diventasse poi un modello per gestire tutti gli altri casi. Purtroppo ce ne saranno e ce ne sono già stati di casi come questo. Ecco, sarebbe bello che questa organizzazione non restasse una tantum, ma in qualche modo diventasse lo standard per l'accoglienza di profughi richiedenti asilo nel nostro territorio. Insomma, in pochi giorni, in poche settimane si è visto veramente cosa si può fare con uno sforzo assolutamente sostenibile, se naturalmente ci si organizza e se c'è la volontà di farlo. L'ultima notizia di oggi invece è una brutta notizia e arriva da Verona. Ha fatto già il giro dei social, ma comunque è giusto riprenderla almeno in coda alla puntata di oggi. Uno striscione, parliamo dello striscione esposto dagli ultra del Verona prima della partita di calcio. Uno striscione esposto nella notte fuori dallo stadio, il Bentegodi di Roma, poco prima della partita contro il Napoli. Firmato dalla Curva Sud, questo striscione, ci sono sopra le bandiere della Russia e dell'Ucraina e delle coordinate che rappresentano le coordinate appunto di Napoli. Un messaggio chiaro, è stato interpretato da tutti come un'indicazione, una sorta di indicazione a colpire la città, quindi l'ennesimo episodio in cui alcuni tifosi, alcuni ultras del Verona hanno espresso il loro odio nei confronti di Napoli e del Napoli, stavolta utilizzando la guerra scatenata dalla Russia, l'invasione russa in Ucraina, appunto. Un gesto veramente forte, che purtroppo è anche diventato virale. L'immagine di questo striscione ha fatto il giro del web, se ne è parlato molto nei social e naturalmente ci sono state delle dichiarazioni pressoché unanimi di condanna. Abbiamo sui quotidiani del gruppo Giadi di oggi quelle del ministro degli esteri Luigi Di Maio, che parla di un gesto vergognoso e ripugnante, ma gli fa eco Matteo Salvini, che parla di un fatto grave e ingiustificabile. Anche ovviamente l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che condanna
il gesto. Lo stesso club gialloblu, quindi del Verona, ha condannato lo striscione. Il più cauto forse è il sindaco di Verona, Federico Sboarina, che si è limitato a ammonire, a dire che non bisogna ironizzare sulla guerra. Lo striscione esposto, ha detto Sboarina, non ha il sapore della goliardia perché tira in ballo una tragedia su cui non si può scherzare. Molto più dura la squadra di calcio, che appunto ha detto qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare in qualsiasi forma e misura incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione va condannato. E poi vabbè, una serie di altre reazioni. È interessante la piccola polemica, diciamo, interna a Fratelli d'Italia, in cui la dirigente per le politiche per il Sud ha chiesto sanzioni esemplari per il Verona fino alla retrocessione in Serie B, ma è stata invitata dai suoi colleghi di partito, dal sindaco di Verona Sboarina e dal coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, a non dire sciocchezze. E quindi con questa polemica interna a Fratelli d'Italia sullo striscione, con le coordinate di Napoli per probabilmente suggerire dei raid, dei bombardamenti, forse in relazione all'invasione russa in Ucraina, ecco, su questa notizia assolutamente folle si chiude la puntata di oggi. Grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.